Di OCG Wine, qui all'Abbazia di Praglia, degustazioni di vino, eventi, ma anche un importante convegno. Parliamo di paesaggio, il paesaggio dei Colli Euganei. Professore, lei ha avviato una ricerca su questo molto importante, anche con una pubblicazione. Sinteticamente, che cosa possiamo dire ai nostri spettatori che ci stanno seguendo e che invitiamo a venire qui? Io direi che a parte devo ringraziare gli altri due autori, Borin e Bulegato, che hanno contribuito al volume. Direi che il paesaggio, a parte il fatto culturale, diventa un fatto anche economico, secondo me, perché oltre a vendere le bottiglie con un buon contenuto, bisogna vendere anche quello che c'è intorno, cioè il paesaggio, con la cultura delle popolazioni che l'hanno creato, con tutti gli aspetti diciamo anche naturalistici, perché anche quello, e quindi bottiglia è quello che sta attorno, il paesaggio. Quindi un bene collettivo da curare, proteggere e sviluppare con intelligenza. Anche perché ricerche universitarie hanno dimostrato come la percezione anche del contenuto della bottiglia è ben diversa se siamo in un paesaggio di un certo rilievo come questo. Certo, se lei pensa a certi vini, immediatamente il consumatore vede un paesaggio, i cipressi della Toscana, le pergole del Soave e così via. Quindi queste associazioni aiutano anche poi a sostenere i vini che si producono. Questo siamo anche appunto in compagnia di coloro che in qualche modo l'hanno aiutata a questa Certo. realizzazione. Il dottor Gianni Burin e il fotografo ottimo Cristiano Bulegato. Com'è stato realizzare quest'opera? Guardi, avevamo davanti un paesaggio e un territorio molto complesso da un punto di vista geomorfologico e anche produttivo, per cui abbiamo suddiviso questo territorio in 8 distretti e su questi ci siamo addentrati per comprendere le caratteristiche, le peculiarità, tutto ciò che poi può interessare anche a un turista che segue questi percorsi e apprezza le caratteristiche del tutto positive di questo ambiente. Quindi un libro anche fotografico. Sì, certamente sì, ci sono più di 200 immagini di questi magnifici posti, di questa natura meravigliosa. Quelle scorrono qui alle nostre spalle? Sì, abbiamo realizzato uno slideshow per intrattenere gli ospiti.